I sindaci del Capodistriano firmano una petizione contro i rigassificatori. I sindaci di Capodistria, Isola e Pirano hanno sottoscritto oggi una petizione contro i rigassificatori nel Golfo di Trieste. Poche settimane fa, ricordiamo, la società Gas Natural è riuscita ad inserire il progetto di Zaule nella lista dei progetti prioritari dell'Unione Europea. Se l'elenco verrà confermato, ci saranno pochissime possibilità per fermare la costruzione del rigassificatore. La lista delle infrastrutture strategiche comunitarie, nella quale è incluso anche il progetto del rigassificatore di Zaule, potrebbe venir confermata molto presto dalle massime istituzioni dell'Unione Europea. Per i sindaci di Capodistria, Isola e Pirano è ora quanto mai urgente agire. Stamane hanno firmato la petizione lanciata dall'associazione ambientalista Alpe Adria Green. Le ultime novità fanno capire che l'investitore sta facendo di tutto per ottenere la licenza edile. Abbiamo constatato che in realtà siamo appena all'inizio. Da qui l'appello a tutti ad unire le forze per fermare definitivamente il progetto. L'ex ministro per l'ambiente italiano Corrado Clini aveva sospeso per 6 mesi la valutazione di impatto ambientale, ma secondo gli ambientalisti è stata solo una mossa per prendere tempo. I sindaci, come già ribadito in altre occasioni e sedi, richiamano l'attenzione sul capitolo sicurezza. Non ci dovrebbe essere più motivo per discutere, semplicemente noi non vogliamo un impianto di questo genere, perché sarebbe una catastrofe per lo sviluppo della nostra regione. Useremo tutti gli strumenti giuridici e civili, ha aggiunto Colenz. Secondo il primo cittadino di Pirano, però, ci sono pochissimi spazi di manovra. Noi possiamo solo lanciare appelli, purtroppo non abbiamo alcuna base legislativa perché il progetto di Zaule si trova in territorio italiano. Speriamo tuttavia che l'Europa senta la nostra voce di protesta. In caso di incidenti, ha rilevato Bosman, sarebbe una catastrofe per il turismo, che è l'attività primaria del Piranese. Smo proti plinskim terminalom in pri tem ustrajamo. Župani 3 istrskih občin so podpisali peticijo okoljske nevladne organizacije Alpe Adria Green in se skupaj zavzeli proti uvrstitvi žaveljskega uplinjevalnika na evropsko listo prioritet skupnega pomena. Ponovno so poudarili, da bi izgradnja terminalov v severnem Jadranu pomenila okoljsko katastrofo, poslabšala kakovost življenja in povzročila gospodarsko nazadovanje. Če bo projekt plinskega terminala v Žavljah na evropski listi prioritet dokončno potrjen, njegove gradnje ne bo preprečilo nobeno nasprotovanje. Še več, projekt terminala bo upravičen tudi do evropske denarne pomoči. Zato se obalni župani pridružujejo peticiji okoljske nevladne organizacije Alpe Adria Green. Mi tega ne potrebujemo, mi tega nočemo in to pomeni za naš razvoj, ki je bil dejansko ves čas usmerjen v določene aktivnosti, enostavno poguba. Plinskim terminalom nasprotujejo ljudje in lokalne oblasti z obeh strani meje. Prejšnji italijanski okoljski minister Corrado Clini pa je projekt aprila za polletno obdobje zamrznil, a pritiskom kapitala ni videti konca. Načeloma smo mislili, da smo že naredili dovolj tako s tem, da so vsi občinski sveti sprejeli sklepe, da smo na vseh javnih in kjerkoli tudi v Miljah smo bili na skupnih z italijanskimi občinami. Novi podatki, ki prihajajo iz Evrope, se pravi, da se investitor še vedno trudi korak za korakom pridobiti to možnost gradnje, mogoče tudi v bodočnosti, ne hitro, pa nam je odprlo oči in smo ugotovili, da smo mogoče šele na začetku. Plinski terminal leži v območju Italije in seveda nimamo noben zakonodajno možnost, da bi to preprečili, ampak lahko samo apeliramo in prosimo in upam, da Evropa bo to nas tudi slišala. Predlagano listo projektov morajo presoditi še 3 evropske institucije, komisija, parlament in svet. In prav nanje bi morali pritisniti vladi obeh držav, pa tudi evropski komisar za okolje Janez Potočnik, skupaj s slovenskimi in italijanskimi evropskimi parlamentarci.